Buongiorno a tutti, ricominciamo in questo 2021 e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti quelli che poi si collegheranno con il sito del nostro Ateneo per ascoltare questa prima conferenza. Le conferenze di psicoanalisi, per chi ci conosce, sono un'iniziativa che prosegue da molti anni, ma per la prima volta, come vedrete, verranno immesse nel canale dell'Ateneo e in forma registrata. Siamo molto grati di questa possibilità che l'Ateneo Veneto offre, prima di tutto al pubblico e anche a noi che le stiamo organizzando. Le conferenze di psicoanalisi hanno sempre avuto come intento, avendo coinvolto molti colleghi psicoanalisti della Società Psicoanalitica Italiana, in particolare del Centro Veneto di Psicoanalisi, di offrire al pubblico dell'Ateneo, al pubblico della città di Venezia e dell'area della nostra regione, un'occasione per conoscere più da vicino il lavoro degli psicoanalisti, il loro modo di pensare, gli interessi specifici che ricoprono un ambito amplissimo di questioni che vanno dalla cura del paziente adulto, adolescente, bambino, fino agli interessi in ambito sociale che ci riguardano così tanto da vicino. Le conferenze di quest'anno ugualmente cercheranno di mantenere sempre questo doppio registro, triplo forse. Perciò vi ringrazio e vi introduco alla prima conferenza del 2021 che terrà la dottoressa Patrizia Montagner, che è una collega della Società Psicoanalitica Italiana, ha lavorato molto tempo nei servizi di neuropsichiatria infantile, attualmente lavora come psicoanalista nel suo studio privato con pazienti adulti e anche con bambini. E oggi però l'interesse di quello che ci offre è legato alla sua specifica attività e approfondimento e studio e ricerca nell'ambito di una situazione molto particolare che è quella del Sudafrica. Forse poi ci dirà come mai il Sudafrica per lei è un luogo così importante nella sua ricerca e intorno ai temi del razzismo. Per questo vorrei sottolineare che esistono due associazioni e due gruppi, diciamo, di ricerca dei quali la dottoressa Montagner fa parte, che mi piace nominare, che danno un po' il senso anche della ampiezza del lavoro degli psicoanalisti e di quello della collega Montagner in particolare. Il primo è il gruppo PER, Psicoanalisti Europei per i Rifugiati, che è un gruppo della Società Psicoanalitica Italiana, e il secondo è invece un gruppo di studio sull'apartheid South African Psychoanalytical Initiative, del quale la dottoressa Montagner è membro. Io penso di aver detto tutto quello che era necessario per iniziare questo nostro nuovo ciclo del 2021 e sottolineo solo il fatto che mi fa da un lato particolarmente piacere, è stata anche una scelta iniziarlo proprio intorno ai temi del razzismo, perché siamo vicini alla giornata della memoria e penso che questi tematiche, riteniamo che si intreccino e che servano come uno stimolo continuo alla riflessione psicoanalitica su questi temi da offrire anche a chi psicoanalista non è, naturalmente, e anche raccogliendo delle questioni che sono già state sollevate anche all'Ateneo proprio attraverso un ciclo di conferenze che aveva per titolo I traumi e la storia, nel quale molti colleghi sono intervenuti e non sono state registrate a quell'epoca, ahimè, ma insomma rimangono nella memoria come un filo rosso che ogni tanto spero ancora riprenderemo.
Do perciò la parola alla mia collega Patrizia Montagner che ci offrirà la sua conferenza. Grazie. Bene, allora intanto buongiorno a tutti, io sono molto grata all'Ateneo e ai colleghi che mi hanno supportato per questo invito, per questa occasione di poter parlare di un tema che davvero mi interessa molto da molti anni e con il quale sono entrata in contatto direi quasi in maniera naturale, poiché c'è una familiarità mia con persone del Sudafrica da molto tempo. D'altra parte è anche vero che il Sudafrica è l'unico stato in Africa in cui c'è un gruppo di psicoanalisti che lavora, quindi è stato di grande interesse e di grande stimolo per me vedere e seguire la crescita di questo gruppo. Il lavoro che vi propongo riguarda una serie di riflessioni che sono andata maturando sul problema del razzismo e dei traumi sociali che esso causa. Riflessioni che nascono appunto dalla mia esperienza di studio e di lavoro condivisa con questo gruppo di colleghi psicoanalisti sudafricani con cui stiamo pensando insieme ormai da più di 10 anni sul trauma dell'apartheid. Quando ho iniziato mi aspettavo di lavorare sugli avvenimenti del passato del paese arcobaleno sognato da Mandela. Erano passati 16 anni da quando l'apartheid era stato abolito, c'era stata l'elezione di Mandela presidente e c'era stato il lungo lavoro della Commissione Verità e Riconciliazione. Invece il paese stava affrontando i problemi razziali, la realtà difficile dei neri, la diversità di condizioni di bianchi e neri, l'apartheid ancora, il post-apartheid. E i traumi d'apartheid erano vivi e presenti nella vita di tutti. E l'ho visto soprattutto nella estremizzazione della realtà di vita dei sudafricani, che è ben esemplificata dai luoghi fisici e dalla vicinanza di zone estremamente ricche, moderne, all'avanguardia nella tecnica, dotate di ogni comodità. Adesso voi vedrete un'immagine di Sandton. Sandton è il centro diciamo commerciale di Johannesburg ed è un luogo dove un metro quadro di terreno costa milioni e milioni di rands. Invece ci sono altre zone misere, sovrappopolate, sporche e disumane. Adesso vedrete un'altra figura, la figura 2, questa è Alexandra, è una township di 7 km quadrati, pensate che Venezia e isole sono 220 km quadrati, questa è 7 km quadrati, ok? E ci abitano 500.000 di persone. Per vivere lì in Sudafrica, sia anche nelle zone buone, era necessario continuamente volgere gli occhi altrove, chiudersi, non guardare, dimenticare, cancellare, scindere. In Sudafrica i problemi razziali non si respirano soltanto nei luoghi della vita quotidiana, ma entrano potentemente, come un odore sottile che attraversa i muri e sguscia fra le fessure anche negli studi degli psicoanalisti. La società psicoanalitica sudafricana è stata fin da subito consapevole che in un paese così era necessario dare attenzione non soltanto all'individuo e al suo mondo interno, ma anche ai legami con il gruppo, con l'istituzione e con la storia. Il congresso annuale della società è sempre dedicato a un tema sociale. E questo ha la funzione di creare uno spazio in cui le problematiche dell'ambiente in cui si vive possono trovare modo di essere riportate in primo piano e discusse alla luce del pensiero psicoanalitico. Il dialogo durante questi congressi non è sempre stato facile. A volte i conflitti tra bianchi e neri e le conseguenze dell'apartheid sono emersi in maniera intensa e inquietante.
ma si è comunque riusciti a continuare a parlare. E si è sempre dato spazio al pensiero, anche se esprimeva rabbia, rimostranze, desiderio di rivalsa e anche odio. Uno dei risultati più importanti di questo dialogo è l'aumentato interesse per i giovani di colore verso la psicoanalisi. Ora i congressi sono un luogo multietnico. Durante i primi congressi c'erano forse 1 o 2 persone di colore. Adesso siamo 50-50. E sono numerosi i candidati neri che hanno iniziato il loro percorso di formazione per diventare analisti. Parallelamente la Società Psicanalitica Sudafricana ha istituito numerosi gruppi di studio sui traumi da apartheid, per iniziare a guardare, a dare un senso e a tentare una prima elaborazione di essi, dalla storia e dai fatti in cui sono stati testimoni o protagonisti i singoli che l'hanno vissuto. Proprio a partire dall'esperienza di lavoro con uno di questi gruppi, che tuttora prosegue in remoto a causa del Covid, anche loro sono in grandi difficoltà per il Covid in questo momento, sono state sviluppate le osservazioni, le riflessioni e le idee che vi presento. In particolare, per me è stato molto interessante comprendere come avviene il processo di elaborazione di un trauma, quali sono le condizioni che lo favoriscono e quali invece sono quelle che lo rallentano o lo bloccano. I traumi sociali, sto parlando di questi, sono una cosa enorme, sia per la psiche individuale che anche collettiva, e richiedono decenni per venire elaborati, e chissà se lo sono mai del tutto. Il tempo trascorso dalla fine dell'apartheid, tutto sommato, adesso sono circa 27 anni, 28, è ancora poco, e ciò che si può scorgere ora è un processo in evoluzione. Tuttavia ritengo che alcuni elementi significativi possono essere messi in evidenza all'interno di un quadro davvero complesso e variegato. Dirò subito che, nonostante questa riflessione parta da un luogo lontano, il Sudafrica, e si muova intorno a problematiche che sembrano apparentemente non appartenere alla nostra realtà, la mia idea è che invece tutto ciò tocchi profondamente anche noi qui. Cioè, l'apartheid è un crimine contro l'umanità. Esso ci interroga sia come esseri umani che come psicanalisti, perché è dell'umanità che lo psicanalista si occupa, e quando l'umanità è attaccata, qualcosa di imprescindibile per la nostra esistenza come persone viene attaccata. Non soltanto, ma la riflessione sul lungo e faticoso processo di elaborazione di un trauma sociale, che qui è in una fase particolare, ci dà indicazioni anche su come noi qui in Italia, stiamo vedendo e affrontando i nostri traumi sociali passati e anche attuali, in particolare quello che ha a che fare con il razzismo, che purtroppo torna a muoversi anche qui. L'apartheid si è nutrito del razzismo, cioè di una concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre. La psicanalisi ci insegna che il razzismo mette in gioco complessi meccanismi psichici che appartengono a tutti gli esseri umani. Esso ha radici nell'esperienza dell'individuo posto di fronte al problema dell'alterità e della diversità. Sappiamo che il riconoscimento dell'altro è una scoperta e una conquista che il bambino va facendo nel corso della crescita, conquista mai del tutto completata. Già il riconoscimento della madre come altro da sé è difficile e doloroso. La constatazione della diversità prende origine dalla constatazione della differenza di genere e poi via via si accompagna a tutte le altre diversità. Accennerò adesso a qualcuno dei punti teorici psicoanalitici che a mio avviso sono importanti come riferimento per la chiarificazione di questo problema. Melanie Klein ha dato un contributo fondamentale alla comprensione del razzismo
illustrando il meccanismo della scissione e della proiezione. La scissione porta la psiche dell'individuo a separare in modo drastico il buono dal cattivo e a proiettare le parti cattive sull'altro in modo da liberarsene per ottenere un sollievo. Il cattivo è messo fuori, è temuto e combattuto, ma in qualche modo ce ne siamo liberati. Questo meccanismo fondamentale nelle prime fasi della vita, meccanismi comunque che si mantengono sempre, pur attenuati e che hanno una loro funzione necessaria nella nostra psiche, divengono prioritari, se non estremi, in fasi di conflitto e di angoscia di fronte a situazioni nuove. E tra l'altro è una fase che anche noi adesso stiamo attraversando. Il razzismo muove contenuti psichici che hanno a che fare con quello che Freud chiamò il perturbante, un Heimlich, cioè esso, il perturbante, emerge in tutte le situazioni in cui qualche cosa di non noto non solo fa paura, ma anche dà un senso di stranezza, di estraneità e di orrore. È una specie di disturbante sentimento di trovarsi di fronte a qualcosa che potrebbe emergere e divenire traumatico, dando così una forma, un'esperienza emotiva che fa traballare momentaneamente le nostre certezze acquisite e le nostre consuete categorie di interpretazione del mondo. La teoria psicoanalitica mette in evidenza come ciascun individuo, posto di fronte a un oggetto nuovo che compare nella relazione con l'altro, come l'appartenenza di questi a una razza diversa, attivi meccanismi psichici che appartengono a tutti noi, ma che si declinano in ciascuno secondo la sua personalità, la sua storia e la sua condizione attuale. Già questo ci basta per comprendere quanto sia complesso studiare la faccenda razzismo nel singolo. E c'è poi tutto quello che ha a che vedere con i gruppi e le istituzioni, poiché il pensiero razzista si costruisce e si sviluppa sul terreno sociale di appartenenza. Nei suoi studi Bion si è occupato di dinamiche di gruppo e in particolare ha messo in luce come anche i gruppi di lavoro più razionali siano costantemente alle prese con un secondo livello, diciamo, di funzionamento che è costituito da violente emozioni collettive non coscienti e irrazionali. Bion chiama questo livello di funzionamento psichico assunti di base di gruppo, irrazionali, inconsci, che si attivano automaticamente e mettono in evidenza la presenza di contenuti che chiamiamo proto-mentali, cioè molto primitivi, anche negli individui più maturi. Gli assunti di base sono inevitabili e automatici e sono anche fonte di vitalità del gruppo stesso. Ciò che li rende problematici fino a divenire pericolosi è il loro estremizzarsi e cristallizzarsi nel tempo, dando origine a un pensiero rigido, univoco e immodificabile che porta il gruppo ad agire. In tal senso, il gruppo può essere facilmente prodotto il razzismo può essere prodotto da un gruppo in assetto mentale di attacco-fuga, come dice Bion, ma non soltanto. A me pare di grande interesse, a proposito del razzismo, anche il pensiero di Bleger e il concetto di ambiguità. Cito: in un soggetto ambiguo e nella sua situazione coesistono, senza che egli avverta, contraddizioni e conflitto, elementi, atteggiamenti e comportamenti che sono diversi, ma che non si escludono a vicenda, anzi che si presentano contemporaneamente e in qualche modo alternativamente. Ora, Bleger lega l'ambiguità a una regressione comportamentale dovuta a condizioni conflittuali intollerabili. Anche su questo si potrebbe fare una riflessione rispetto alla nostra condizione attuale e alla situazione emotiva in cui ci ha posto e ci pone il Covid.
Silvia Amati Sass, che è la studiosa più nota del pensiero di Blegher in Italia, sottolinea come l'individuo, tollerando l'ambiguità, abbia una grande capacità di adattamento anche a situazioni sociali che razionalmente considera negative. Secondo Amati Sass, l'aspetto del pensiero di Blegher che maggiormente ci aiuta nel comprendere le violenze sociali consiste nell'idea di un nucleo di primaria indifferenziazione nostra, di primaria immaturità, resto di nostri processi primari, che non è sostenibile in qualche modo dalla parte più matura del soggetto. Questo nucleo è proiettato e depositato nel mondo esterno attraverso un legame simbiotico su depositari esterni più o meno privilegiati dai quali il soggetto si trova a dipendere psichicamente, che possono essere la famiglia e appartenenze varie, e anche sul contesto socioculturale in cui vive, per esempio le istituzioni, le leggi, eccetera. Questa inevitabile dipendenza dal contesto esterno, noi ce ne siamo resi conto, torno sul Covid, quando ci siamo trovati a dipendere dalle decisioni delle istituzioni rispetto alle scelte sul Covid. Questa inevitabile dipendenza fornisce al soggetto un senso inconscio di appartenenza e di certezza, che per lui sono ovvi e scontati. È paragonabile a ciò che Sandler chiama background of safety, cioè un sottofondo di certezza, di sicurezza psichica che implica una fiducia di base nel mondo circostante, che non viene nemmeno considerato e messo in discussione. Questa teoria, allora, questo bisogno di certezza si inserisce in questo bisogno di certezza, si inserisce anche adattamento a un pensiero istituzionale basato sul razzismo. Se l'istituzione è questo che sostiene, esso infatti fornisce un'apparente condizione psichica di sicurezza che dà sollievo ed evita il conflitto anche di fronte ad atteggiamenti che in realtà sentiremmo eticamente intollerabili. Questa teoria mi pare di grande importanza per il tema che stiamo trattando, in quanto lega il comportamento del singolo e le dinamiche intrapsichiche scoperte dalla psicanalisi a quello del gruppo e dell'istituzione, dando ragione della forza e della resistenza del pensiero razzista. Faccio infine cenno al pensiero di Fakhry Davis, che è uno psicanalista inglese sudafricano, il quale parla di razzismo inconscio e lo vede come un fenomeno sia individuale che sociale, il cui aspetto più problematico è costituito proprio dal fatto di essere un fenomeno inconscio. E la scoperta di essere razzisti, di aspetti nostri razzisti inconsci emerge con difficoltà perché esiste una tendenza in tutti noi a negarli e a disconoscerli. Questo ci obbliga come psicoanalisti, sia nell'analisi individuale che nel lavoro istituzionale, a ricercarlo in pensieri, sentimenti, comportamenti coscienti e non che lo sostengono, e se ci si ferma un momentino lo si ritrova. Molte istituzioni, dice Davids, anche le più dichiaratamente razziste, di fatto comunque ospitano idee e pensieri razzisti inconsciamente. Ora, credo che sia esperienza di ognuno di noi la scoperta sconcertante che siamo abitati da pensieri con i quali razionalmente non concordiamo e di cui possiamo anche arrivare a provare vergogna, che vanno nella direzione del pregiudizio o della svalutazione di chi appartiene a un'altra razza, ma anche a una cultura o anche a una religione o proviene da un luogo differente dal nostro. Come vedete, la psicoanalisi ha sviluppato una serie di teorie che ci aiutano a comprendere la genesi di pensieri e atteggiamenti violenti come quelli razzisti. Si tratta di meccanismi complessi a cui concorrono numerose cause
ed è importante sottolineare quanto il razzismo, che vediamo nella sua espressione politica, sociale e culturale, sia imbricato con elementi connaturati allo sviluppo psicosessuale dell'individuo, con fantasie del gruppo e processi di gestione delle istituzioni. E il suo essere un meccanismo inconscio che va al di là del cosciente desiderio dell'individuo di non approvare l'ideologia, ci aiuta a comprendere quanto sia difficile individuarlo e gestirlo e come questo sia un compito che per certi versi non termina mai. Ora, la domanda è: se il razzismo è in qualche modo costituzionale all'essere umano e fonte anche di conflitto interiore spesso inconscio, quali sono le condizioni che favoriscono il suo manifestarsi nel concreto, anche in modalità estreme, come è successo in Sudafrica? La storia del Sudafrica e le caratteristiche delle leggi razziali ci mostrano un'azione di assoluta e totale estremizzazione delle differenze razziali, iniziata prima del 1945, quindi ancora prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma divenuta ufficiale con le leggi sull'apartheid che sono del 1948, le quali imponevano una drastica separazione familiare, lavorativa, sessuale, di luoghi, di abitazioni, eccetera, fra bianchi e neri. Sarebbe interessante fermarsi a vedere i particolari di queste leggi. E quello che vorrei sottolineare è che non si è trattato di sopprimere una etnia, come è poi successo con la Shoah, ma di disumanizzarla e di utilizzarla come forza lavoro a bassissimo prezzo, mantenendo il potere e il controllo assoluto su di essa come se fossero oggetti materiali e non persone. Vedete qui adesso l'immagine numero 3, che rappresenta una discarica dove un gruppo di neri sta lavorando, quasi come se non ci fosse distinzione tra le persone e gli oggetti sui quali si stanno muovendo. Studiosi come Hook e Fanon hanno visto in questo atteggiamento un retaggio sia del colonialismo che dello schiavismo. Entrambi sono sostenuti da una fantasia infantile, onnipotente, inconscia, che è ospitata in ciascuno di noi, di avere diritto a tutto il benessere a disposizione, di averlo sempre e di non faticare per averlo. Per raggiungere questa condizione totale è necessaria la cancellazione dei diritti umani dell'oggetto usato. Si può agire così solo se si ritiene che l'altro sia non umano e da non umano possa essere trattato, quindi non solo diverso, ma anche selvaggio, non capace di sensazioni e sentimenti umani. Quali sono le condizioni storiche che hanno favorito il costituirsi di questa discriminazione razziale estrema? Il punto centrale, a mio avviso, è rappresentato dal fatto che elementi di diversità e di conflitto, abitualmente presenti nella vita sociale di ogni popolo, sono stati esasperati. Nella estremizzazione non è più possibile vedere l'altro come un interlocutore e quindi si annullano il dialogo e la mediazione. In Sudafrica si sono sommati non solo il retaggio di schiavismo e colonialismo, ma anche una storia di conflitto tra etnie e poi quello esasperato tra inglesi e boeri. Guerra e violenza erano diventate abituali e il modo in cui erano condotte, che prevedeva la segregazione delle diverse etnie fino alla distruzione delle terre dei nemici e dei loro averi, ricalca da vicino i comportamenti dei conquistatori. Una specie di colonialismo interno tra popolazioni diverse. Poi altri aspetti economici, sociali e politici sono entrati in gioco. Economicamente il Sudafrica era ed è un paese molto ricco, ha miniere di oro e diamanti, ecco qui c'è un'immagine dei diamanti, è molto europeizzato.
in cui i bianchi vivono in maniera assolutamente simile all'Europa. Non a caso è l'unico stato in cui ci sono psicoanalisti. E i neri poverissimi avevano il peso di mantenere questo stato con il loro lavoro. Adesso vedete l'immagine, la numero 4, che è la miniera di diamanti, perché ci sono i diamanti, ma ci sono le miniere dove vengono scavati. Infine è stata cruciale la presenza dei boeri e del partito nazionalista, prevalentemente sostenuto da loro. I boeri erano i più poveri, gli agricoltori, i primi arrivati in realtà in Sudafrica, che vivono sulla terra, meno colti degli inglesi. La Chiesa riformata olandese li sosteneva tanto che loro si consideravano il popolo eletto. Nel 61 l'indipendenza dalla Gran Bretagna, che i neri in realtà non lo volevano, nel suo discorso di Rivonia Mandela lo dice chiaramente questo. Questa indipendenza costituisce un allontanamento ulteriore dai principi inglesi più moderati e una ulteriore estremizzazione della situazione. Del periodo dell'apartheid in Sudafrica conosciamo soprattutto eventi violenti e orribili. Ci sono stati omicidi, torture, sparizioni, stupri, sia esperienze individuali che situazioni sociali, molti dei quali in realtà sono stati anche resi noti attraverso i media e soprattutto sono stati indagati attraverso le testimonianze rese durante i 10 anni di lavori della Commissione Verità e Riconciliazione. Però quello che io vorrei sottolineare, perché mi sembra importante, proprio alla luce del nostro pensiero, è che non c'è stata solo violenza esplicita, e cioè che c'era costantemente una violenza continua, silenziosa, poco visibile. Uno dei membri del gruppo con cui ho lavorato l'ha definita come un gas che ha penetrato tutto e si è andato espandendo. Raccontando in questo modo proprio il vissuto che aveva del periodo dell'apartheid. La cosa davvero rilevante a mio avviso è quanto emerso da uno studio che si chiama Apartheid Archive Project, che riguarda la effettiva modalità in cui nelle famiglie e nella vita quotidiana la segregazione razziale veniva messa in atto. Derek Hook, che è uno dei principali sostenitori di questo progetto, che è stato messo in atto insieme da varie università sudafricane, ha descritto l'apartheid e il problema dei traumi ad esso collegati in questa ottica nuova e in un modo, io direi, complementare a tutte le azioni violente e visibili che abbiamo finora concretamente visto. Cioè qualcosa di più profondo e dilagante che permeava di sé tutte le azioni quotidiane della vita dei bianchi e dei neri, confermandone continuamente la diversità, l'appartenenza a razze diverse e la non possibilità di stare insieme. La grande quantità di materiale, di racconti, di episodi, di immagini che è stata raccolta da questo apartheid è un archivio di fatti su come sono stati raccontati dai protagonisti e da chi ne è stato testimone, soprattutto come avvenivano i contatti interrazziali e si sviluppavano i legami nella vita di tutti i giorni, e cioè brevi e lunghi rapporti tra un bianco e un nero, bambini che vanno a scuola e che poi giocano insieme, adulti che si incontrano, gente per strada, nei negozi, nelle situazioni di lavoro e soprattutto, quello che mi colpisce molto, esperienze di legami affettivi avvenute e proibite allo stesso tempo. Tra le mura domestiche, per esempio, con le nannies, gli uomini di fatica, i giardinieri. Dunque, la vita dei bianchi durante l'apartheid, nonostante la segregazione, era, cito Hook, una occasione continua di promiscuità con i neri. Quello che salta agli occhi nei racconti è
questa promiscuità e allo stesso tempo la rigidità dei cerimoniali a cui la relazione fra bianchi e neri è sottoposta per mantenere nella forma esteriore la diversità e la supremazia, in situazioni in cui di fatto le due razze erano a fianco continuamente. Quindi gesti prescritti come il saluto, il modo di parlare, il porsi, l'uso degli spazi della casa, l'uso degli oggetti, cose perfino quelle tazze e non quelle altre, quel tavolo e non quell'altro, quel modo di farsi versare e bere il tè e non un altro. Tutte queste cose avevano un profondo valore simbolico e rappresentativo, finalizzato a relegare in una condizione precisa i neri, ma altrettanto legavano i bianchi ai neri e costringevano i bianchi stessi a una condizione di non libertà, a vincoli di espressione davvero terribili, che oggi appaiono violenti, disumani e traumatici. Soprattutto rapporti di profondo affetto reciproco si sviluppavano comunque tra bianchi e neri, ma vigeva l'impossibilità di esprimerlo secondo i codici usuali. E questo silenzio è divenuto traumatico. Per mantenerlo si sono dovuti attivare profondi meccanismi di scissione e proiezione, come abbiamo visto nella rigidità della separazione delle leggi razziali. E la vita personale, familiare e istituzionale dei molti bianchi che non condividevano la posizione estrema della legge, è stata possibile grazie, io questo lo sottolineo perché credo che questa faccenda del silenzio sia importante e che dobbiamo rifletterci anche noi oggi. È stata possibile grazie a un adattamento continuo al silenzio, paradossalmente accompagnato da un profondo vissuto di ambiguità, secondo l'accezione di Bleger a cui facevo riferimento. Ci chiediamo che cosa possono aver prodotto anni e anni di segregazione, proiezioni massicce di odio, violenza, tolleranza dell'ambiguità, silenzio nel singolo e nella società. Ora molti bianchi hanno paura. In un luogo dove più del 90% della popolazione è nera e il bianco ha comunque ancora tanti privilegi, la paura è quella di perdere tutto. E credo che questo timore, oltre alla paura di diventare addirittura sterili, no? Di non produrre più delle generazioni, credo che sia un timore dei bianchi lì, ma che sia lo stesso timore che in qualche modo viviamo anche noi in alcuni momenti e che sia una delle ragioni per cui c'è un profondo rifiuto in una parte di noi rispetto ai migranti in Italia. Ora, il Sudafrica si trova adesso a elaborare quanto è successo. Il primo lavoro è stato fatto dalla Commissione Verità e Riconciliazione, ma è un lavoro che non è bastato. Lo studio dei traumi collettivi in Europa dello scorso secolo mostra che i processi sociali di presa di coscienza e responsabilizzazione, come è stato espresso in altre conferenze, per esempio presentate qui al Centro Veneto, questi processi sociali richiedono decenni per procedere. Anche in Sudafrica sta succedendo lo stesso. Esiste un periodo di latenza prima che i traumi siano effettivamente visti, come è stato per la Shoah. Periodo che richiede forse l'attesa di un tempo che metta una sufficiente distanza di un cambio delle generazioni, ma forse anche che si creino le condizioni ambientali e sociali perché dell'evento traumatico si possa parlare. L'apartheid si è protratto per un tempo molto lungo e le conseguenze sono ancora vive attualmente, ma il punto fondamentale è che costituisce un crimine contro l'umanità. Questo è difficile da vedere e da pensare perché suscita orrore. L'approfondimento psicoanalitico e lo studio della storia sono due passi fondamentali e lo collocano nello sviluppo psichico da una parte e nel contesto sociale dall'altra. Tuttavia, quello che stiamo osservando è che studiare non è sufficiente a creare un'autentica consapevolezza degli effetti del trauma
se non si riesce anche a sentirlo proprio come un'esperienza tragica dell'individuo. È un argomento perturbante ed estremamente doloroso, ed è molto facile negare questo dolore cercando di vedere i fatti come lontani nel tempo e nello spazio. E noi pensiamo facilmente queste cose come qualcosa che non ci riguarda, che non ci può capitare, che sta altrove. Ed è difficile, tra l'altro, pensare, molto difficile, pensare da soli su questi temi. C'è bisogno di un'altra mente o di altre menti che lavorino insieme, e ritengo che il valore del lavoro del nostro gruppo e anche del poter parlare di questi argomenti in queste conferenze risieda nella opportunità che ha dato a tutti noi di fare questo passaggio dal sociale all'individuale, passaggio che è sostenuto proprio dal poter pensare insieme. Le teorie psicanalitiche con le quali ho aperto oggi le riflessioni su questo tema sono state per esempio di riferimento anche al nostro gruppo di studio, così come la storia. Tutte queste sono necessarie, ma non basta per avviare una presa di coscienza trasformativa. Quello che io penso è che sia necessario toccare le emozioni. E che passare dallo studiare, per esempio, al guardare insieme dei film, dei documentari sull'apartheid, sul razzismo e sul lavoro della Commissione Verità e Riconciliazione, ad esempio, ha consentito a noi che ci abbiamo lavorato di sentire che queste cose sono realmente accadute. I film e i documentari sono una testimonianza, e questo genere di materiale, che adesso pian pianino noi utilizziamo anche per tante altre situazioni, è assolutamente prezioso perché ci mette nella situazione di divenire testimoni di ciò che è accaduto. E sappiamo che la funzione della testimonianza nella situazione dei traumi collettivi è di estrema importanza, affinché essi siano individualmente elaborati. È necessaria un'operazione di riconoscimento della realtà, come fatti avvenuti nel concreto, alla collettività e all'individuo che ne fa parte. Ciò che comprendiamo è che è necessario passare attraverso il soggetto, cioè riconoscerlo come individuo, far diventare umano quello che la segregazione razziale o la violenza o il rifiuto per chi appartiene a un'altra etnia ha cercato di privare dell'umanità. Ma le cose non sono facili. Non lo sono, per esempio, quando nel nostro lavoro noi cerchiamo di incontrare e aiutare con i nostri strumenti di psicoanalisti o anche con gli strumenti di coloro che sono educatori o operatori, eccetera. Incontriamo una persona che ha subito un trauma e che ci porta il racconto e ci mostra gli effetti che ha avuto su di lei. È molto difficile. Così è molto difficile lavorare con chi ha molte ragioni di avercela con la nostra razza. Il dispiacere, il senso di colpa, il dolore, soprattutto la vergogna sono enormi. E l'incontro difficile con persone traumatizzate, io l'ho osservato in Sudafrica e lo osservo anche qui, perché si ripete anche qui in Italia, con chi lavora, con le persone che hanno subito traumi sociali. La frustrazione e gli stessi sensi di colpa serpeggiano per esempio anche nei gruppi di operatori che si occupano di seguire i migranti nei centri di accoglienza e che svolgono una funzione fondamentale di ascolto, di aiuto, di supporto, di orientamento. La buona volontà e anche la competenza si scontrano con profondi pregiudizi da entrambe le parti, con sentimenti di odio, di sentimento, di rivalsa, finanche di tradimento che emergono in maniera inaspettata. In entrambi questi contesti, sia il gruppo di lavoro in Sudafrica che i gruppi di osservazione qui con gli operatori che seguono migranti, seppure così diversi, in entrambi questi gruppi lo sguardo dello psicanalista ci aiuta un poco a illuminare e a contenere meccanismi profondi che portano veramente ad attaccare e anche a distruggere la relazione.
non è facile avviare un lavoro in questo senso. Secondo la mia esperienza, nei gruppi in cui si parla di situazioni traumatiche e violente di tipo sociale, si attiva in un modo massiccio quel famoso silenzio di cui parlavo, cioè una sorta di divieto di dire, una specie di obbligo al silenzio. Perciò parlare e scrivere, e anche parlarne oggi, sono cose importanti. Se i traumi spezzano, distruggono e staccano, se annullano il tempo e costringono a vivere in un costante passato presente, allora iniziare a raccontare una storia può essere un modo per cominciare a parlare e a pensare il trauma. È necessario riuscire a portare il problema anche su di noi, all'esperienza individuale di ciascuno con il razzismo. Questo passaggio dall'ascolto dell'altro a quello di se stessi produce un cambiamento profondo. Si transita da un razzismo considerato come qualcosa di terribile che è avvenuto nel passato, nella società, a qualcosa che ha toccato la vita di tutti e che sta operando ancora adesso, ma soprattutto che è avvenuto non solo fuori, ma nell'interiorità degli esseri umani. Credo che l'aiuto fondamentale che la psicanalisi ci dà sia quello di guardare al soggetto, a come il trauma si declina in ciascuno, a vedere il soggetto protagonista e responsabile. Vi porto adesso 3 brevi vignette raccontate da persone che fanno parte di questo gruppo di studio del Sudafrica, per farvi cogliere un momentino che cosa vuol dire un'esperienza personale e forse per invitarci anche a fare un pensiero sulla nostra, che può essere apparentemente diversa, ma forse non molto. Dice una persona: avevamo una nanny, lei viveva nella nostra proprietà in un edificio esterno, sostanzialmente una capanna, una stanza con gabinetto e lavandino separati, parte di altri edifici esterni, garage e ripostigli, a una certa distanza dalla casa principale. Io la guardavo e guardavo le persone che venivano a farle visita, vedevo chi si lavava la biancheria, guardavo che accendevano il fuoco e la pentola nera che usavano e i piatti smaltati. Ho chiesto a mia madre, questo è un racconto di bambino, ho chiesto a mia madre perché lei vivesse così lontano da noi e mia mamma ha risposto: vivono lontano da noi perché non sono come noi, si lavano all'aperto perché sono così, loro vivono così, loro non sono come noi, non preoccuparti, loro sono contenti così. Un'altra vignetta. Mio padre aveva 2 lavoratori neri sordomuti che si occupavano del bestiame. Mio padre li teneva perché, secondo le sue parole, essendo sordomuti, erano molto obbedienti e affidabili. Una volta uno di loro, quando un toro mi è venuto contro, è corso a prendermi e mi ha messo in salvo al di là del recinto. Gli devo la vita. A un certo punto se ne sono andati. Mio padre disse che erano andati in Angola a combattere. Io non ricordo i loro nomi. Devono aver avuto dei nomi. Una terza vignetta. Quando avevo 6 o 7 anni arrivò da noi una ragazza nera giovane a occuparsi di me. Era forte, molto scura e giocava bene. Giocavamo insieme nel cortile, era piena di vita e di gioia. Io mi sentivo la sua sorellina più piccola. Immaginavo che lei fosse mia sorella maggiore, grande e forte. Non mi interessava se vinceva le partite con me. Un giorno sarei diventata più forte di lei. Non ricordo il suo nome. Ho provato tanto, ma proprio non ricordo il suo nome. Una volta era pomeriggio e non la vedevo. Mi dissero che era malata, ma io volevo vederla, così andai nella zona dove stavano i servitori. La sua piccola stanza era lì, c'era odore di sangue nell'aria e avevo paura, ma avevo bisogno di vederla. Lei se ne stava distesa, lacrime scendevano sulle sue guance. Le lenzuola erano intrise di sangue e ero spaventata. Le ho toccato la faccia e le ho chiesto se stava bene.
Mi ha guardato per un attimo e poi ha guardato lontano, un luogo distante. Sapevo che non dovevo venire qui, ma in quel momento mi sono sentita esclusa. Molto più tardi ho capito che aveva avuto un aborto. Era oltre la mia comprensione come lei, la mia compagna di giochi, potesse aver avuto un bambino. Ecco, queste vignette sono ciò che intendevo quando dicevo una cosa sottile e penetrante che ha invaso la vita di tutti. Ha coinvolto bambini e adulti. È stata espressione di potere, ha imposto una violenza sistematica, ha invaso la sessualità, il gioco, gli affetti, la vita. E anche i bianchi, come vedete, sono state vittime del razzismo. A volte vittime non visti come questi bambini, ma vittime, non soltanto carnefici, prima di tutto vittime del silenzio e della negazione. E credo che questo sia il problema fondamentale, constatare quanto siamo capaci di tacere, di volgere la testa dall'altra parte e di minimizzare, persino di credere che sia naturale così. E credo che anche nella nostra esperienza sociale quotidiana episodi di questo genere ne avvengano. Questa tendenza a non vedere, a non dire la verità, a non dare importanza a esse, è stata, a mio avviso, un meccanismo trasmesso alle generazioni successive. Penso che sia lo stesso atteggiamento che consente di vivere comunque oggi in Sudafrica, un luogo diviso da così laceranti contraddizioni, ma forse anche da noi, dove non ce ne sono di meno di contraddizioni. Anche qui si fa silenzio su molte situazioni traumatiche, ma la domanda è: a quale prezzo per la vita psichica? Per esempio, cosa succede nella mente di chi non può ricordare i nomi delle persone care? Cosa che è comune a questi aneddoti che ho raccontato, ma che ho riscontrato anche in altri. Perché non si ricorda un nome? Forse perché non è importante? Beh, io credo che queste persone fossero invece importanti, molto per chi li ha ricordati. Forse il nome dice di più, molto di più. Identifica il singolo, sottolinea il suo appartenere alla famiglia umana. Forse non dire il nome è come parlare di nessuno. L'invisibile, cancellare, negare, relegare, nascondere, sfuggire ai sentimenti che restano vivi. La storia faccio qualche considerazione finale. La storia del Sudafrica ci ha mostrato come interessi economici, conflitti psichici, estremizzazioni avvenute nelle posizioni dei partiti, utilizzo del pensiero religioso per fantasie grandiose e onnipotenti, costituiscono una miscela potente che porta inevitabilmente a problemi razziali. In Italia il razzismo si è espresso in passato e purtroppo ci accorgiamo che a volte sta tornando vivo e sappiamo con quali terribili conseguenze. Allora nei confronti di minoranze come gli ebrei, ora si manifesta anche verso altre etnie come gli arabi per esempio, diversi per religione e soprattutto i neri, diversi per colore della pelle. L'arrivo di rifugiati e migranti, di cui il nostro gruppo per esempio si sta occupando, muove in ciascuno di noi conflitti profondi, mai risolti e forse mai risolvibili del tutto. La psicanalisi ci insegna che nessuno di noi ne è immune e che il compito è quello di divenirne consapevoli affinché essi non prendano il sopravvento. Ritengo che il pericolo del silenzio e del volgere lo sguardo dall'altra parte sia quanto mai vivo. Ritengo anche che, come dice Bleger, in tempi di cambiamenti traumatici, e i nostri lo sono, sia facile rifugiarsi nell'ambiguità, cioè in un atteggiamento psichico che lascia vivere in noi aspetti contrastanti e inconciliabili, senza che essi generino dubbi o domande di chiarezza. È facile anche delegare, depositare nell'istituzione, in particolare in leader che sostengono principi rigidi e autoritaristici, la soluzione di conflitti di questo genere, che sono difficilmente tollerabili dall'individuo singolo. E ritengo infine
che la psicanalisi di questi tempi abbia il compito di guardare non solo all'individuo ma alla storia dei gruppi e delle nazioni, e che su di essa debba porsi delle domande, apprendere dalle esperienze vissute, leggere il presente, tollerarne il conflitto e soprattutto parlarne prendendosene la responsabilità. Vi ringrazio molto dell'ascolto. No, grazie veramente Patrizia Montagnere, ti ho ascoltato, certo, no, tra la lettura e l'ascolto dalla viva voce, e spero poi che questo sia anche l'effetto che farà a coloro che ti ascolteranno collegandosi a questo canale che l'Ateneo Veneto ci offre. Vorrei prima di chiudere questo incontro, che purtroppo non avendo la presenza del pubblico non può beneficiare di quello che è sempre stato un po' il cuore delle nostre conferenze, cioè un ampio spazio al dibattito, farei alcune osservazioni, perché intanto penso che sarebbe molto bello, bello per il senso che questo può avere, di riprendere queste questioni e fare proprio una giornata di studio, di fare una tavola rotonda con diverse figure, perché in fondo sul tema del razzismo, dei razzismi, perché io raccolgo uno degli stimoli che tu hai posto, dei tanti. Sembra qualcosa di lontano, ormai un po' lontano, l'idea delle leggi razziali, no? Dell'apartheid. Sappiamo che è relativamente vicino nel tempo, però è lontano perché è già un fatto storico, no? Che è stato superato. Con delle lotte politiche. Per me la parola razzismo entra in un paradigma che è quello politico e storico, e adesso invece comincio seguendo il tuo modo di pensare e soprattutto la tua esperienza, a capirne l'enorme portata se è raccolto e pensato dal punto di vista e seguendo la prospettiva di una psicoanalisi che si muove a livello individuale e collettivo. Allora, dico questo per dire che il contributo che tu ci hai proposto ha tante valenze e andrebbe raccolto in alcune direzioni che sulle quali forse un pensiero comune anche con altri che psicoanalisti non sono sarebbe importante, e cioè c'è un modo di guardare i fenomeni politici e sociali molto specifico della psicoanalisi, no? Che ha la caratteristica, di essere, rispetto a quello che tu ci hai posto, di avere un ascolto, direi, usando questa parola che per noi è centrale, per ciò che non è evidente, ciò che non si vede di primo acchito. Allora, nel mio ascolto diciamo che mentre la questione razzismo, apartheid, leggi razziali, per me fa parte della mia formazione, politica, di cittadina, no? O come per tanti, quello che tu ci proponi e fa entrare un altro livello, che è che cosa vuol dire guardare attraverso i singoli dettagli delle singole vicende l'impatto sul piano inconscio di ciò che noi chiamiamo razzismo. E qui si apre una grande questione di come lo strumento analitico permette di capire di più certi fenomeni. Poi c'è questo tema della vicinanza e lontananza dai momenti traumatici, no? Effettivamente io ho lavorato di più su temi che riguardano la Shoah, che non è così lontana del tempo, no? Ci sono ancora i sopravvissuti, però nella mia percezione è più lontana rispetto alle vicende del Sudafrica che tu racconti. Allora anche qui su come ci collochiamo in un tempo storico, no? dove ci mettiamo, sono tante le questioni che tu hai sollevato. Sul materiali che hanno ad esempio la capacità di muovere negli studiosi, non dico nel pubblico, proprio negli studiosi,
documentari, film, racconti, poi tu hai fatto riferimento alla commissione, no? Questo è un modo molto recente di affrontare le vicende storiche. Anche il concetto di crimine contro l'umanità è un fatto recentissimo. Il tema dei diritti in fondo è una produzione della nostra civiltà che non possiamo assolutamente dare per scontato, perché è una conquista. Perciò mi piacerebbe veramente che ci fosse l'occasione di riprendere queste questioni e di organizzarci proprio un colloquio intorno a questo. Anche la questione della testimonianza, qui mi permetto di ricordare, ecco, che la rivista Notes per la psicoanalisi ha dedicato, dopo un numero sui traumi e la storia, e anche le conferenze abbiamo toccato questo tema. La questione della testimonianza è un'altra enorme questione, interessantissima, no? e necessaria da pensare in profondità, sulla quale la psicoanalisi, gli psicoanalisti credo che abbiano dato dei contributi. Penso a una figura che si chiama Jean-François Chiantaretto, che ripensando alla vicenda che ci ha trasmesso Primo Levi, ha inventato, diciamo, ha concettualizzato questa figura del testimone interno, cioè che chi è in grado, colui che è in grado in una situazione di traumi estremi di poi fornire una testimonianza, ciò avviene perché in qualche modo è sempre esistito, non si è mai distrutto un interlocutore interno al quale rivolgere anche il proprio pensiero silenzioso. Insomma è un tema interessantissimo, anche questo sarebbe bello riprenderlo. Perciò non posso adesso, in questa condizione a distanza, per fortuna ci conosciamo bene, perciò questo forse ha favorito, che ringraziarti e rimandare a un prossimo incontro la ripresa di questi temi che ci hai proposto così, in modo così, direi, proprio sfaccettato, no? Cioè con tanti aspetti che anche per me sono fonte anche di sorpresa, devo dire, per alcuni aspetti. E rimandare un ulteriore incontro da fare, magari qui all'Ateneo Veneto, in una tavola rotonda dedicata proprio ai razzismi, con altre figure, non solo psicoanalisti, per, come dire, offrire ad altri interlocutori questa riflessione. Ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche tutti coloro che si collegheranno e che ti ascolteranno a distanza, e spero che ci rivedremo presto. Le conferenze continueranno su un tema invece, come avevo detto un po' all'inizio, mantenendo il doppio registro, su un tema clinico ma con una valenza sociale, cioè riguarderanno l'esperienza della consultazione psicoanalitica che gli psicoanalisti ma anche altre figure all'interno delle istituzioni offrono come momento di ascolto privilegiato a persone che cercano aiuto. Questo annunciando la prossima conferenza del ciclo organizzato da me e dalla dottoressa Pezzola. Ti ringrazio tantissimo, ti saluto ancora e ci fermiamo qui.